Dobbiamo assolutamente recuperare il rispetto quando si arriva in ospedale di quello che è un luogo di cura per eccellenza, è un luogo di sofferenza, un luogo di dolore e tutti quelli che sono al loro interno hanno dei problemi per i quali appunto vanno rispettati. Quindi non è tollerabile assolutamente questo clima insomma, no, che si sta creando attorno agli ospedali, in particolare a livello di pronto soccorsi. È un tema quello delle aggressioni a cui si sta ponendo, si sta facendo fronte sia con interventi legislativi come abbiamo visto nei giorni scorsi e stiamo aumentando anche tutto l'apparato di vigilanza sia nel personale nei confronti dei dipendenti ma sia anche a livello appunto di struttura. Quella della violenza verso i sanitari è una problematica all'ordine del giorno nei nosocomi veneti e italiani. Solo pochi giorni fa l'aggressione al pronto soccorso di Cittadella, ultima di una serie di atti violenti contro medici ed infermieri. Il governo si è mosso con un decreto legge approvato dai due rami del Parlamento per cercare di arginare il fenomeno, con anche l'inasprimento delle pene e l'arresto in flagranza differita, ovvero anche a 48 ore rispetto al reato. Ci costringono a fare questo in sostanza, no? A porre in atto delle misure di vigilanza importanti che fino a qualche tempo fa non erano assolutamente previste e che però ce lo impongono, sia per quanto riguarda l'attenzione verso i nostri dipendenti, verso i nostri sanitari, sia nei confronti di chi è presente nei pronti soccorsi nei quei momenti di aggressione. Insomma, è un danno che viene fatto veramente alla comunità, questo dell'aggressione all'ospedale. E poi attenzione perché i sanitari poi perdono anche serenità nel loro lavoro e questa è una cosa da tenere veramente presente, cioè il fatto di sapere che di fronte può esserci qualcuno che a un certo punto fa qualche gesto aggressivo, pone sempre il sanitario in una condizione di difesa.